Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo di viaggi pindarici e racconti di fantasia del vostro Marietto Veneziano, ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi consiglia di acquistare il libro di Hildegarda, Introduzione a magia radionica, un libro di 89 pagine, edito dalla Home Edizioni, costa sui 13 euro e lo si può trovare nei migliori bookstore italiano. Mondadori, Giardino dei Libri, Macro Librarsi, Amazon, eccetera, eccetera, eccetera. È un libro scritto con anche la mia partecipazione in cui ai tempi mi chiamavo Marsupilio. Non può mancare nella biblioteca del vero esoterista e ricercatore dell'Eva. Bene, poi vi ricordo anche il sito è capitano.altervista.org dove ormai più di 100-120 persone ogni giorno vanno a scaricare i 20 ebook che sono fatti da Marietto Veneziano. Sono ebook gratuiti in cui ci sono circuiti radionici, quadranti radiostesici. Sono gratuiti, ne hanno già scaricati più di 150.000 e il Marietto Veneziano ha donato circa dal 2015 2 milioni di circuiti radionici quadranti radiostesici. Ricordo anche che il Degana e Marietto Veneziano hanno un gruppo in cui vengono postati periodicamente circuiti radionici video, come questa pillola. Ne abbiamo due di gruppi su Facebook, però quello che in questo momento stiamo spingendo è radionica, radiostesia, tarologia e termitismo. Siamo più o meno 1300, 1320 persone, amici che ci seguono. Bene, parliamo un po' ad abbraccio della situazione che un po' sta attanagliando l'Europa, sia per il Covid, sia per l'ultima perla che ci hanno regalato, è praticamente il blocco del canale di Suez. Avevo già fatto delle pillole, no? In cui spiegavo che lo Stato di Israele fondamentalmente nel 1900 era stato ideato, pensato, programmato per fare da portaerei in futuro per la protezione del canale Suez. E l'Europa andava bene il discorso di essere proattivi, no? Proattivi nell'aiuto, insomma, della serie corriamo sempre in soccorso nel carro dei vincitori, per il semplice fatto che gli interessi basilari era che avevamo bisogno di una portaerei stabile, con una visione occidentale che curasse il canale Suez. Questo periodo, perché per i più attenti e sensibili, si è potuto vedere che si è incagliato una nave e praticamente gli passa il 7% dei prodotti mondiali e quindi chiaramente subito nel stesso giorno è lievitato il prezzo del petrolio e tutto il resto che otteneva. Quindi per le persone più sensibili si rendono conto che queste menate dei 6 milioni che sono state programmate addirittura prima, no? Che esistesse il campo, lo Stato, la portaerei di Israele, praticamente era il collante che serviva praticamente agli Stati e ai governanti occidentali per tenere, per dare praticamente il denaro a questa portaerei per poter sopravvivere, no? Ma parliamo un po' di un austriaco, perché qui mi vorrei ricollegare e dopo capirete tutto il disegnetto, no? C'era un austriaco che si chiamava Adolfo, no? A un certo punto si è reso conto che in Siberia c'erano dei maghi neri che col signoraggio bancario si erano nascosti dentro una certa qualità di persone, che vengono chiamati ebrei, e stavano facendo dei casini a livello mondiale. Questo Adolfo ha risuscitato uno stato che aveva già perso una guerra, cioè la Germania, e praticamente voleva andare in Siberia, che è nella Russia, a dargli una lezione. Purtroppo questi maghi avevano, come si suol dire, delle conoscenze, sebbene l'esercito tedesco nel 1940 era il più forte del mondo, avevano delle conoscenze troppo anche per Adolfo. Adesso il problema cos'è?
Il problema è che la storia la scrivono i vincitori e visto che fondamentalmente all'Europa serviva il canale Suez per pagare il 30-40% in meno le materie dell'Oriente e averle subito, a parte il Marco Polo, no? Si è convenuto di foraggiare questo pensiero che G. Adolf era il cattivo, però la guerra è guerra, no? Se voi ascoltate dei video sul tubo tradotti di quello che diceva Adolfo nelle sue ringhe, chiaramente stavo parlando in alcune ringhe di signoraggio bancario e della forza e del segreto di questa cosa qua. Il problema cos'è? Che in questo periodo molte persone, per via del Covid, per via anche di quello che succederà nel canale Suez, perché è una forza muscolare, nel senso che si comincia a vedere nel muro qualche crepa che la portaerei sta cedendo, la portaerei Israele sta cedendo giù nel canale Suez perché non è riuscita mh, certo vogliono farlo passare come un errore umano, però è chiaro che questo è stato un attacco all'Europa. E di conseguenza fra un po' ci sarà sicuramente una reazione, qualcuno di, di memoria si ricorda quella mini bomba atomica che hanno fatto scoppiare giù da quelle parti qualche mese fa, no? Insomma, una forza muscolare, la risposta è stata di conseguenza questa qua. Ma perché faccio questo video un po' fantasia del Marietto? Per farvi capire che i tempi stanno un pochettino scricchiolando, no? Cominciano a vedere nel muro le prime crepe, il Covid è stata una spallata, adesso questa bomba che è successa qualche mese fa, una mini bomba atomica, che insomma l'hanno vista tutti, e questo colpetto all'economia europea che noi vedremo fra qualche mese riflessa a dipendenza del tempo che ci metteranno a sbloccare il canale Suez. Voglio dire anche questa cosa qua. Cioè noi, per noi, intendo sempre i cabalisti, no? Siamo un popolo attento, sensibile, sveglio, sempre con le orecchie al topo gigio. E vorrei raccontarvi un depistaggio che ho visto qualche tempo fa in un video. C'erano dei pseudo cabalisti che raccontavano, cioè era un attore che secondo lui è diventato cabalista, che raccontava di un testo scritto da un cabalista, il quale ai tempi di zio Adolf era entrato in un bar, in una locanda, in una osteria, in cui zio Adolf stava arringando dei sostenitori. E questo pseudo cabalista, no, raccontava, tramite chiaramente la voce di questo attore che si definiva cabalista, raccontava che zio Adolf a un certo punto, preso dalle sue convulsioni di grande, come si dice, suonatore piffero, a un certo punto ha visto questo rabbi, no? È andato a sedersi da lui e infuriato, indemoniato, gli ha detto come mai solo lui poteva vedere questo rabbi cabalista e gli altri commensali che lo stavano seguendo non lo vedevano, no? E questo appunto attore che stava raccontando questa scena, presa da un libro scritto da un pseudo cabalista, raccontava appunto che Zio Adolf, no, diceva e chiedeva come mai solo lui poteva vedere questo cabalista. Questo era per sottolineare la forza spirituale e la potenza anche magica del cabalista. Il problema è che la storia non è così, non è così, per il semplice fatto che sia zio Adolf aveva conoscenze esoteriche immense e sia i cabalisti non avrebbero mai fatto una cosa del genere. Per il semplice fatto che quando io a 15 anni mi sono messo a parlare con i cabalisti, quelli veri, quelli autentici, mi hanno spiegato che Adolfo era una brava persona e voleva bene il suo popolo. Quindi io non entro nel merito se quel signore lì era un pseudo cabalista, propagandista per tenere la forza aerea Israele giù alla protezione del canale Suez, però stiamo notando che c'è qualche piccola crepa su questa portaerei, nel senso che non riescono a gestire il canale Suez e
chiaramente se una cosa all'Europa non serve più, poi la storia dei 6 milioni di ebrei chiaramente va in cantina. Quindi, perché dico questo? Perché stanno arrivando dei tempi in cui tutti sono d'accordo sui 6 milioni di ebrei che sono morti ai campi di concentramento, ne sono morti tantissimi anche di tedeschi, di soldati italiani in Siberia. Ci sono stati soldati italiani che sono tornati dopo la guerra, sono andati in Cina quando è finita la guerra perché non sapevano né leggere né scrivere, sono tornati. Cioè, è chiaro che la situazione era difficile per tutti. Però è chiaro che questa storia dei 6 milioni di ebrei è sempre stata tenuta viva per il semplice fatto che l'Europa serviva una portaerei giù a Canale di Suez. Adesso però si sono resi conto che questa portaerei ha qualche piccolo difettuccio e chiaramente i comandanti, gli ammiragli di questa portaerei incominciano, sapete quando ti balla male la, come si dice, la sedia. Adesso il problema non è tanto se la portaerei tiene o no, l'importante è che il canale di Suez sia ben protetto per chiaramente tutto il sistema Europa, se no cola picco, chiaro, tutto viene a costare il 30-40% in più e automaticamente noi diventiamo il 30-40% in più poveri. Però questo non, è- non serve a fermare i cabalisti e grazie a internet, grazie al fatto che tu possa stare lì e ascoltarmi, il vostro Marietto invece ha fatto questo preambolo per dirvi che per chi non ha ancora seguito il vostro Marietto quando spiegava questo libro, I segreti del libro eterno, è praticamente uno dei più importanti libri che l'umanità, dal mio punto di vista, abbia potuto avere. È scritto da Michael Lightman e è stato prodotto dalla Psiche 2 e praticamente qui racconta un po' la storia, il viaggio della nostra anima. Lo vi faccio rivedere. mm? I segreti del libro eterno. Questo è il libro più importante. Quando si inizia a leggere questo libro si riesce a capire che il Messia è tornato. Quindi, al di là della storia che ci vogliono dire 6 milioni di ebrei, che anche 12, perché chiaramente questo è un aiuto per tenere la portaerei che tenga a sgombro il canale Suez. Però adesso, fra il Covid, fra questo blocco del canale Suez, c'è qualche crepa che ci fa capire che bisogna orientarsi in altre direzioni. Il nostro manietto vi consiglia allora questi due libri, Il segreto del libro eterno e questo qua. Mm. Bene, cari amici, grazie di avermi ascoltato e alla prossima pillola. Ciao.